Ciao ragazzi, bentornati nella cucina di Gianico, dove ancora una volta è protagonista l'oca. L'oca che oggi il nostro amico ci propone in una chiave veramente tradizionale, un retaggio della cucina veneta preparata secondo i crismi di antichissime ricette. Partiamo dal disosso e dalla descrizione della qualità della carne. Beh, l'oca non se li ha mai finito di parlare, come col maiale, c'è tanta roba. L'oca del San Martin si sa perché San Martin, per la tradizione così, ma anche perché scientificamente, cioè l'oca adesso deve prepararsi si sta preparando, non so come parlare, proprio l'italiano, no, l'oca si sta preparando per affrontare l'inverno e a Sedrio, come dire, la Sedrio fare il peo sotto i pene per stare al caldo, la Sedrio fare una riserva di grasso che è questo qua, in modo da proteggersi anche dall'umidità e dal vento. Dopo lei si protegge per conto suo, ma soprattutto le carni le devono diventare dolci, non si più innamorano, non si più da farsi vedere, da fare figli, da figliare, la sua da stare al caldo adesso per preparare per primavera. Adesso proseguiamo, ma prima di andare avanti mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella così vedrete sempre quello che faccio. In anteprima. Adesso a te mostro cosa che... E ora, abbiamo detto che col cuoio abbiamo fatto il salame d'oca, no? Ma sì, attento, lasciatemi il tegno perché dopo mi serve che a cartilagine qua per fare le mie robe, i miei penei, no? Però intanto se puoi farlo per casa meglio che a salire meglio, però se avevi un buon macellaio devo fare questo lavoro qua. Adesso devo tirare fuori il cuoio, ma siccome che guanca presa, intanto non bisogna mai rompere le ossa, spaccarle, perché è importante. Stiamo fuori il cuoio, partiamo da qua, attento cosa che viene fuori, guarda il petto, vediamo dritto la costina qua, guarda che spettacolo, guarda che roba. Il colore è un indicatore della qualità? Ma sì, adesso se fosse sbiadito, che non fosse vivo così, vuol dire che la bestia si mai o che si alimenta mai. Il filetto, questo qua, mi ottengo, che do una spadeata col burro e posso condire qualsiasi roba, ma qualsiasi, guarda che spettacolo. Dopo qua, che tiriamo via il grasso in eccesso, via, gli facciamo delle righette qua che la possa, una bella griglia che va, oppure una padella antiaderente, lo cuciniamo prima per così e dopo finiamo a cottura così, sale e pepe, sale bilanciato, sale aromatizzato. Certo. Quando è cotto per me vuol dire quando che mi spunciando non spua fuori, non butta fuori i suoi succhi. Lo taglio scaloppato fino, ha una tagliata di petto d'oca straordinaria, ma straordinaria. E questo è uno e lo metto qua. Questo lo aromatizziamo, lo sistemiamo bene. Mi volendo posso anche cavare l'ossetto qua in modo che mi penetra meglio dentro gli aromi e dopo posso anche fare un ripieno. No? Lo metto a riposare sotto sale, vedito? Certo. Adesso questo l'ho fatto adesso, no? Questo qua lo avevo preparato ieri sera. Si dice che bella carne soda, consistente. Che... Sale e aromi naturalissimi. Quindi vedo salvia, rosmarino. Salvia, rosmarino, alloro. Ma io ho messo anche un po' di polvere di brocche di garofano, polvere di canela. Tutti aromi naturali comunque. Ma certo. E quanto tempo rimangono qui? Per me ho fatto 10 ore. 10 ore. Sarebbe bello farlo a sera per la mattina. L'ho fatto riposare tutta la notte, che cavo via il sale in eccesso
la carne che ha assorbito il sale che serve, Certo. sembra una monada ma non rinserà per niente. Sento che la idratata bene, disidratata bene la carne. Via così. Via così. Un po' di fogliette e attento al miracolo che facciamo adesso. Motore lonto, tutto il grasso che hai visto sull'oca che abbiamo disossato sistema, lui è qua che ga pipa cotto a bassa temperatura. Per quanto tempo? Fermo i tecnici, finché vedo che si è sciolto bene. Quindi questo è tutto grasso d'oca? Sì, no. Metto il tamiso. Sì. E torniamo dalle nostre cosce. Ma sta attento. Guarda. Guarda. Bellissimo. Guarda che roba. Perché si fa questa operazione, Giannico? Perché l'oca onta adesso mi la porto a temperatura a 80 gradi. Ok? La faccio andare per 2 orette. Sì. Dopo la mangio subito. Oppure la sfilaccio. Sì. La metto sui famosi cocci. La metto in frigo o in cantina al buio e ho carne, cioè proteine, cioè nutrimento, cioè calorie per passare tutto l'inverno. Questo è un insegnamento contadino. Ma questo è l'insegnamento della nostra tradizione. Ma ti pensa che roba, eh? Cioè bastaria solo fare così per stare bene per i prossimi 80-100 anni. E anche stavolta vengono domani, insomma. Esecuture lunghe, Stefano, cioè non è che lì... E dopo, la roba che metto su, non è che posso tenermi una volta io tenevo ma mi sta qua, mia maglia, insomma... Sì, ma ha da tenere un posto però nell'agriturismo. E purtroppo è tutto bene. Un attimo a piangere. No, devi fare il cameriere.